A Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora non ce la fanno, rosicano tantissimo di fronte all'evidenza per cui Donald Trump ha cambiato paradigma, imbastito quello che per loro era imbastibile, cioè un serio negoziato di pace con l'aggressore, con Vladimir Putin. Parlo ovviamente dei giornaloni e dei commentatori mainstream che si stanno affrettando ad archiviare l'inizio di un processo, perché ovviamente la telefonata di ieri, per chiunque mastichi un minimo sindacale, diciamo, di realismo politico, non poteva che essere l'inizio di un processo. Ebbene, Repubblica titola a tutta pagina senza tregua, il Corriere la tregua debole di Putin, no? Come se fosse solo Putin il protagonista, è come se fosse già diciamo un fallimento di fatto. Sfugge a loro signori, o meglio non sfugge, ma fanno finta che sia così. I primi risultati parziali ottenuti dalla telefonata, e cioè la disponibilità di Putin a interrompere gli attacchi alle centrali elettriche, alle grandi infrastrutture e a immaginare una pausa delle ostilità che coinvolgono il Mar Nero, che sono dei primissimi segni di disponibilità di Putin a stare però già concretamente in medias res, cioè a concedere dei segni immediati, seppur parziali e tangibili, di percorrimento della pace. C'è poi la coincidenza dichiarata dell'obiettivo, cioè che la pace medesima, posizione che al Cremlino fino a poche settimane fa, fino a prima dell'iniziativa di Trump, non era neanche presa in considerazione a livello teorico, cioè c'era un clima da guerra totale, da contrapposizione totale. Ma Trump è il primo ovviamente a sapere che si tratta di primissimi risultati e che nulla è scontato, tant'è che subito l'inviato diciamo per il Medio Oriente, che per ora è anche inviato per il dossier russo-ucraino della Casa Bianca, Steve Witkoff, ha detto che domenica proseguiranno i negoziati con i russi a Jeddah in Arabia Saudita. Perché chiunque sia onesto intellettualmente non può che riconoscere che l'unico successo ottenibile era l'inizio di un percorso, ed è anche bizzarro, scusate, che i giornaloni che da un lato tiferebbero per una contrapposizione militare a oltranza con la Russia senza gli Stati Uniti, cioè una pura chimera, e dall'altro invece dicono, vabbè, se c'è una tregua va chiusa in 24 ore al telefono. È evidente che non ce la stanno raccontando giusta, ma soprattutto è evidente che si sta perdendo un punto chiave, che era già sottinteso alcuni elementi di cronaca che vi ho riportato. La figura di Witkoff, inviato per il Medio Oriente, che diventa anche l'uomo del dossier russo-ucraino sulla Casa Bianca. I negoziati che riprendono a Jeddah, la stessa città dove Trump aveva ottenuto la convergenza di Zelensky sull'idea di perseguire una pace duratura e sull'abbozzo di una trattativa. E poi c'è un virgolettato importantissimo emerso ieri, che in realtà è un altro elemento di primo accordo, che oggi è veramente relegato, se va bene, nei pezzi, non trovate nelle titolazioni, ma è un elemento fondamentale. Cioè Trump e Putin hanno concordato sul fatto che l'Iran non dovrà mai trovarsi nella posizione di distruggere Israele. Questo è un elemento clamoroso che, unito agli elementi di cronaca di cui sopra, cosa ci dice? Ed è l'elemento che nessuno nomina, perché dovrebbero ammettere che Trump ha una strategia, una visione, che peraltro sta funzionando. Tutto questo ci dice che Trump sta unendo i dossier. La strategia di Trump è unire il dossier della guerra in Europa al dossier in Medio Oriente, in una visione complessiva che possiamo chiamare Pax Trumpiana, ma questo è che ha un primissimo risultato clamoroso, perché Putin converge sull'idea che l'Iran non dovrà mai avere l'atomica, sostanzialmente, perché è uno stato canaglia
governato da dei fanatici teocratici totalitari, che più volte ha dichiarato di avere come proprio obiettivo esistenziale la cancellazione di Israele dalla mappa geografica, e che era uno storico alleato di Putin nell'area. Putin nell'area ha già perso il regime di Assad, che per lui era un puntello fondamentale. Con Trump ha convenuto che l'Iran non dovrà mai avere l'atomica. Sostanzialmente ha abbandonato l'Iran, cioè Trump si è incuneato nell'alleanza Russia-Iran e sta staccando la Russia dall'Iran. Nello stesso tempo fa dell'Arabia Saudita il perno dei negoziati sulla pace in Europa, il che vuol dire la ufficializza come attore diplomatico principe in Medio Oriente, cioè sostanzialmente resuscita l'impalcatura degli accordi di Abramo e li allarga ufficialmente di fatto all'Arabia Saudita, facendo dell'Arabia Saudita un attore della sua visione. Questo vuol dire che, unendo i dossier, Donald Trump sta mettendo l'Iran nell'angolo. In questo modo presidiando l'alleato principale della Casa Bianca e dell'Occidente nel pantano mediorientale, lo Stato di Israele, che in queste ore ha ripreso l'offensiva contro Hamas, che aveva smesso di restituire gli ostaggi, non ammetteva più nessuna trattativa, e in accordo con Trump, Netanyahu ha ripreso a esercitare quella bizzarra cosa per cui lo Stato degli ebrei si difende attaccando la banda di terroristi nazi islamici che vuole cancellarlo. I mandanti di questa banda sono sempre gli ayatollah iraniani, che nella visione e nell'azione di Trump stanno finendo sempre più nell'angolo. E ora si vedono uno dei loro principali alleati o ex alleati, Vladimir Putin, dire che non potranno mai essere nella posizione di distruggere Israele, cioè che il loro obiettivo diciamo, politico, ma per loro un obiettivo quasi metafisico, ultimativo, cancellare lo Stato degli ebrei, non sarà mai possibile. Questo è un risultato clamoroso dell'azione di Trump, ed è clamorosa l'idea di unire i due dossier in una visione complessiva, che peraltro è anche una visione pensata in chiave anticinese. L'idea di spezzare l'asse delle autocrazie, di ricondurre Putin a una pace che gli conviene, perché Putin ha bisogno di questa pace, nonostante faccia il trattativista alla sovietica, quindi il trattativista duro ha dannatamente bisogno di questa pace. E spezzando il filo tra Putin e l'Iran, spezza anche, diciamo, quello che era l'asse del male, lasciando l'Iran solo con Pechino, che non è tanto un guardiano affidabile, diciamo, visto che tende a pensare in termini di interessi proprio anzitutto economici. Questo è il dato geopolitico stamattina iperrilevante. Trump, con un'operazione creativa di strategia e di azione diplomatica, sta unendo i dossier russo-ucraino e il dossier medio-orientale, nell'interesse della pace in Europa, nell'interesse di presidiare Israele, mettendo nell'angolo lo stato canaglia degli ayatollah, e sottraendo all'asse delle autocrazie la loro unità. Beh, signori, se non è una strategia questa, davvero ormai siamo alla disonestà intellettuale completa. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.